buon pomeriggio a tutti e a tutte e ben ritrovate straordinariamente di mercoledì con una nuova puntata della rubrica web dell'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, il teatro a casa tua. Dicevamo, siamo online di mercoledì anziché il giovedì come ultima puntata speciale prima delle feste. Ci tenevamo, diciamo, a essere presenti a farvi gli auguri e proprio per questo abbiamo ben 4 ospiti che vado subito a presentare per questa puntata speciale. Quindi diamo subito il benvenuto a Fabiano Fantini, Elvio Scruzzi, Claudio Moretti, che tutti conoscete come Teatro Incerto, e al professor Angelo Floramo. Quindi, benvenuti a tutti e grazie per aver accolto il nostro invito. Partiamo dal perché ci troviamo tutti qui insieme. Quando ripartiranno le stagioni teatrali, il nostro pubblico, il pubblico del circuito ERT, potrà vedere il vostro nuovo spettacolo che appunto state scrivendo e realizzando tutti e 4 insieme dal titolo Guarnerius. Ci raccontate di cosa parla e com'è nata questa vostra collaborazione? Sì, volentieri. Intanto si sente. Ciao Angela. Ciao, forte e chiaro. Grazie. Ciao a tutti, salutiamo anche Angelo e salutiamo Fulvio che è alla regia. È partito tutto da questa idea della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha pensato di dedicare qualcosa e di invitare gli artisti e quant'altro a realizzare delle produzioni relative ai 600 anni dalla morte del patriarcato di Aquileia. A nostro avviso una cosa così doveva essere proposta ai veneti piuttosto che ai friulani, ma noi abbiamo colto la palla al balzo e abbiamo pensato che in quel periodo viveva in Friuli un personaggio come Guarnerio d'Artegna, e quindi ci siamo fatti forti di un episodio successo a questo personaggio, e su questo abbiamo cominciato a sviluppare un lavoro, chiedendo l'aiuto al professor Angelo Floramo, che però per l'occasione vorremmo che salisse sul palco insieme a noi, e quindi non solo in qualità di studioso, di grande conoscitore, ma vorremmo fargli fare l'attore, ecco. E quindi sarebbe una delle poche volte dove il teatro incerto è successo ancora, però una cosa così specifica, no Fabiano, no Elvio? Non era mai successa, e quindi sarebbe una delle poche volte per cui siamo in 4 in scena. E il professor Floramo ha deciso di accettare questo invito che è un po' una sfida, appunto, quella non soltanto di contribuire dal punto di vista storico, ma anche di recitare sul palco. È stato costretto. In quanto palla, visto che Claudio ha detto che hanno colto la palla al balzo, io in quanto palla, che sono, come vedete, un intellettuale a tutto tondo, loro mi hanno colto. E quindi ho ben volentieri accettato, prima di tutto perché sono un fan del teatro incerto, e poi perché una cosa di questo tipo è talmente nuova anche nel modo di proporla e di immaginarsi di poter raccontare una storia che tra l'altro è così bella e così curiosa e documentata agli atti, che trovare questa nuova forma di linguaggio per me è veramente cosa assai golosa, e le cose golose, come si può vedere, mi attraggono non poco. Possiamo raccontare un po' la storia di Guarniero d'Artegna, insomma, perché parliamo di lui e insomma, qual è la vicenda poi da cui vi siete fatti ispirare? Mm-hmm. Beh, posso parlare io? Certo. Siamo partiti dalla morte di Guarnerio. La storia racconta di 3 cramars, cioè 3 venditori ambulanti friulani, che sono stati incaricati dai signori di San Daniele di portare la notizia della morte di Guarnerio al priore dell'abbazia di San Gallo, priore che era stato un grande amico di Guarnerio. Questi 3
tre persone semplici che non conoscono la storia di Guarnerio, portano la lettera ed un prosciutto in omaggio al priore dell'abbazia di San Gallo, e gli portano praticamente la notizia della morte di Guarnerio, e questo dà l'occasione al priore di raccontare a questi tre chi era Guarnerio, in una serie poi di vicende che accadono nell'abbazia. Si muovono nei diversi luoghi di questo posto sacro, no? E il priore racconta loro non solo chi era Guarnerio, ma racconta qualcosa dell'abbazia di San Gallo, qualcosa di quel periodo nel Medioevo, qualcosa della guarneriana anche. Che è l'ascito. Che è il lascito di Guarnerio. E Angelo farà il priore, appunto. Ci siamo noi tre, Kramars, e Angelo farà il priore dell'abbazia. E quindi il meccanismo per il dialogo tipico teatrale è proprio questo: tre persone ignoranti della materia, ma anche persone così, appunto, come diceva Fabiano, semplici, che si scontrano con questo personaggio, dalle conoscenze infinite, e grazie a questo rapporto riescono a conoscere delle cose che in pratica noi siamo un po' come il pubblico in sala. Sì, un pubblico anche divertito e divertente, perché la nostra sarà una commedia che si muove parallela ad un racconto storico. Angelo, cosa dici tu? Ma io dico che sono appena mi hanno proposto la trama e il meccanismo, sono rimasto immediatamente preso dentro il laccio di questa situazione, perché oltre a tutto c'è una forte tenerezza di fondo, perché in questo vagare, in questo peregrinare dei tre improbabili Kramars che attraversano le Alpi e arrivano in questa sperduta ma dotta antichissima abbazia, c'è un incontro tra diversi gradi di conoscenza. Loro in effetti sono portatori di un grande stupore, sono capaci di stupirsi delle cose che vedono, delle situazioni che incontrano. E anche questo priore, questo Adelmo Salvaticus, sicuramente si lascia prendere dalla necessità di raccontare. Non esiste storia senza il piacere della narrazione. E come dicevano loro, non esiste neanche senza lo stupore che il pubblico degli ascoltatori deve avere. Per cui il gioco è proprio quello, raccontare una storia che è bella in sé, perché poi davvero è la storia anche di Guarnerio d'Artegna, che in questo caso verrà raccontata in una maniera per la prima volta assolutamente non accademica e forse toccando le vere corde di quello che è stato il carisma della vita di questo umanista che ha creato una biblioteca pubblica, la prima biblioteca pubblica del Friuli, con quell'intento lì, cioè quello di comunicare stupore e meraviglia, che sono il senso ultimo della cultura. Senza quello la cultura non c'è, e anche senza la tenerezza dell'incontro. Diventerebbe soltanto accademia molto fredda. E loro sono ovviamente delle macchine straordinarie da guerra, per cui non oso neanche immaginare che cosa faranno a questo povero Adelmo Salvaticus, e soprattutto mi auguro che portino davvero il prosciutto, se no io la porta non la apro dell'abbazia. Cioè questo sia chiaro per tutti, o il prosciutto c'è. Sì, raccontare, se Elvio racconta le vicissitudini del prosciutto, perché prima di arrivare a San Gallo abbiamo attraversato attraverso incidenti, ecco, rischiando di perdere il prosciutto, no Elvio? Sì, avete già raccontato, parlare dopo Angelo è un po' difficile, perché lui ha una capacità comunicativa, se lo chiamano professore strano, perché insomma io dirò le cose dirò piuttosto questo, perché tutto è stato raccontato un po'. Siamo molto contenti come gruppo, per la seconda volta, di affrontare
un lavoro importante che riguarda il Friuli. 20 anni fa abbiamo cominciato con la Basilica di Aquileia, quindi raccontare tutta la storia di quel periodo. La nostra sfida è farlo proprio in maniera popolare, in maniera molto semplice. In questo caso abbiamo ancora un supporto importante che è quello di Angelo, mentre al tempo ci aiutò Renato Iacumin. In questo caso proprio abbiamo Angelo che salirà con noi sul palco, e questa è una sfida bella, insomma, anche molto simpatica da quel punto di vista lì. Noi stiamo imparando molto da Angelo, perché lui è stato illuminante. Per dire la verità, quando buttavamo giù i primi passi, diciamo, della scrittura, non facevamo altro che riscrivere quello che lui ci diceva, quindi è già uno che ha la drammaturgia in testa, ecco. Sì. No, le brava, perché le semplici. Posso parlare in friulano ogni tanto? Sì, Ma non c'è comunque problema. chiediamo a te. Il mio spettacolo sarà in friulano, giusto? Sì. È in friulano. Comunque, Agno, tutto se buon di parlare in maniera semplice di robe nevore difficili. Se sono fatto, io non lo sai. Io non sono buon di farlo. Non mi granchi, pensi che sei buon di farlo. Certe assigno tibi totam veritatem loquendi tui. Già. È lì Dal friulano al latino è un attimo, insomma. Il gioco credo sia questo. Pasolini diceva che parlare friulano vuol dire parlare latino, e credo avesse ragione. Verissimo. Tra l'altro tra di loro c'è un Caligarius che è il Cagliare, ed è quello che fa le calighe romane, cioè, no? Questo è interessante. Sì. Beh, siamo tre personaggi molto diversi fra di noi, perché uno è il personaggio di Elvio, il Chialiar, poi c'è il personaggio di Claudio invece, che è un costruttore di oggetti in legno, sedons, cioculis, rischiei, queste robe qui, e io sono un erborista, uno che fa commercio di erbe, pomate, unguenti, ecco. E portiamo anche questi nostri elementi di commercio a San Gallo, no? Con la speranza di riuscire a vendere qualcosa, oltre che portare il messaggio al priore, ad Elmo. E il prosciutto che riportiamo Va detto, citando un altro storico che è Elio Barutti, va detto che l'episodio che ci ha suggerito Elio, e noi citiamo, ma così in modo marginale, lo cita Angelo, è una questione da risolvere fra papato, doge e patriarcato a Venezia, e per l'occasione chiedono a Guarnerio di gestire tutta questa situazione. Poi Angelo magari mi corregge, e lui va a Venezia portandosi appresso chili e chili di prosciutto, perché riteneva forse che il desco, sedersi a tavola, potesse in qualche modo ammorbidire la situazione. Dimmi Angelo se sbaglio. No, è proprio così. Tra l'altro Guarnerio era un umanista. Ogni tanto noi abbiamo un'idea sfalsata, no, di che cosa significhi umanesimo. Pensiamo a cattedrali di conoscenza, uomini profusi soltanto nello studio, nell'immersione dei testi. Invece no, umanesimo vuol dire credere nell'uomo, e quindi anche in tutto ciò che lo attraversa, e quindi in questo anche gli umori, la bellezza del desco, come diceva adesso Claudio, la condivisione, il piacere dell'esistenza e della vita. Tra i libri di Guarnerio, in Guarneriana, ci sono ben 2 ricettari ricchissimi, e uno di questi è un trattato per i golosi. Quindi è chiaro che esiste veramente l'uomo vitruviano, no? Quello di Leonardo dentro la circonferenza, e non è la circonferenza dello stomaco, no? Anche se quella poi cresce, ma è proprio il senso della bellezza, no? Della condivisione assoluta. E quindi è vero, sì. E poi insomma il prosciutto era una merce rara e buonissima, perché
non veniva affumicato, veniva salato e speziato, e quindi era una merce molto molto pregiata, da regalare nel concistoro dei cardinali addirittura. È bello vedere una Angela e un angelo attaccati assieme, però voglio dirti, Angela, ti rendi conto che goccia di splendore ci dà in questo momento Angelo Floro? Ma per noi è veramente un salto di qualità non indifferente. Sì, non potevamo rimanere per sempre nell'ignoranza. E quindi avete deciso di fare questo viaggio e andarlo a trovare e a bussare alle sue porte al monastero di San Gallo. E un elemento che mi sembra molto bello di questa operazione, diciamo, di narrazione storica diversa a teatro, ma appunto con dei contenuti molto profondi su degli episodi magari poco noti, e anche la parte più ironica e divertente, è il fatto che aiuta anche a legare degli elementi che siamo abituati a pensare distanti, nel senso che anche pensando semplicemente alle eccellenze di San Daniele, appunto sembra che magari o si va verso il prosciutto o si va in biblioteca guarneriana. In realtà non è vero, cioè che questo è uno spettacolo che unisce un po' i puntini e fa questo tipo di operazione che a mio avviso è molto interessante. E non solo, se permetti Fabiano, non solo, tu hai detto due parole, storia e distanza, e io trovo che sono azzeccate, perché devo dire che il nostro lavoro, cioè noi abbiamo sempre voluto tenere presente questo rapporto con il momento attuale. Sono passati 600 anni, però ci sono delle cose che ci riguardano. Noi in scena porteremo delle maschere, ma non delle maschere da carnevale, delle mascherine come quelle che stiamo usando adesso, si usavano al tempo. Era un periodo dove la peste faceva danni enormi. Tra l'altro Guarnerio è morto di peste. Ci sono tutta una serie di cose che Angelo ci ha raccontato, dei certificati medici per potersi spostare, esigenze per potersi spostare, denari che girano. Se vai in Svizzera magari devi cambiare il denaro perché non è lo stesso che si usa qui. Ci sono tutta una serie di cose che richiamano al presente, e Angelo spero che confermi questa nostra pensiero, che noi vogliamo che rimanga sempre fisso, ben presente nello spettacolo. Sì, confermo, poi è una delle cose più intriganti, perché la macchina dello spettacolo si muove proprio su due piani temporali, anche se non si avverte. All'inizio non si avverte subito, ma diventa una consapevolezza che si matura strada facendo, e il pubblico capisce immediatamente che le discussioni intavolate, i riferimenti, le scene in qualche maniera parlano delle urgenze dell'oggi, ma anche l'idea che è così forte in tempi come questi di doversi e volersi spostare per incontrare altre persone. E questo lo sentiamo ancora più forte, no? In questi momenti di restringimento, di separazione, e anche la sensazione che forse la cultura, il teatro è una di queste espressioni massime, può aiutarci a vincere il senso della solitudine, dello smarrimento, della peste e del morbo. E se ci manca questo ponte della cultura, è inevitabile che ci sentiamo più soli e molto meno umani. E quindi è proprio bello questo gioco che questi tre si sono inventati, trasformandolo in narrazione. È bello che Angelo per un attimo parlasse anche del suo personaggio, del priore Adelmus Salvaticus. Sì. Beh, lui è un priore benedettino, e come vedete mi sto cercando di adeguare, sia nell'immagine della barba che nella chierica. Ho dovuto tagliare i capelli e tenerli sempre in una ce li hai fluenti. Ce li ho boccolosi, sono biondi e con i boccoli come tutti gli angeli. Io sono un putto sostanzialmente.
mi hanno ritirato le ali per eccesso di peso, se no faccio di quei voli che sono straordinari. Ed è un custode di una abbazia che è tra le più antiche in Europa e che tra l'altro ha a che fare con la storia del Friuli, perché i monaci che arrivarono a Moggio Udinese nel 1119 vennero da lì. E ci sono dei testi in biblioteca guarneriana, soprattutto testi musicali, tra l'altro di tradizione natalizia, legati al canto aquileiese, che vengono proprio da San Gallo. E Adelmo è il custode di un'arca di conoscenza, di un'arca di sapienza, però non è sussiegoso, non è intristito dal suo ruolo, non è superbo, anzi è assetato di incontri, è assetato di incontri, è come se la solitudine monastica e benedettina in realtà non esista, perché è pieno di voci, è pieno di presenze, è pieno di realtà misteriose, e la presenza poi di questi tre personaggi per lui è l'occasione della sua vita, cioè quella finalmente di poter parlare a qualcuno che ascolti con attenzione, con stupore, con meraviglia quello che lui ha da dire. Ed è bello questo incontro. Poi magari lui ha questa testa nuvolosa, per cui parte per le sue parallassi e loro lo richiamano con i piedi per terra, perché gli insegnano, sono loro che insegnano a lui, non lui a loro. Gli insegnano che non c'è amore di conoscenza se la conoscenza va per conto proprio. Quella è... Hai detto monaci e non frati. Sì, certo. Perché qui si tratta di monaci benedettini, i frati sono i francescani o i domenicani, quelli che vivono all'interno delle comunità, i predicatori, mentre invece i monaci sono molto più antichi, nascono dalla grande regola di San Benedetto, stilata agli inizi del VI secolo, e vivono all'interno di queste strutture che dovevano alimentarsi da sole e dentro le quali c'erano delle biblioteche che hanno trasmesso alla nostra società il sapere del mondo antico. C'è da dire anche che il cuore, diciamo, del lavoro è raccontare la bellezza di questo personaggio, la sua sensibilità, il suo amore verso, diciamo, poi non so se possiamo anticipare questa figlia, ecco. Tutte le vicissitudini che ha vissuto anche lui, no? Esatto. Proprio un bel percorso della sua storia, perché secondo me il Friuli ne sa poco, se non nelle sedi accademiche, di questo personaggio, e quindi è un bel lavoro, è qualcosa di interessante da portare al Friuli anche da quel punto di vista. E proprio quest'ultimo passaggio mi aiuta, diciamo, a ricordare una cosa che vi riguarda lungo tutta la vostra attività, lungo tutta la vostra carriera, quindi questo rapporto speciale con il pubblico friulano, sia per i temi che portate, sia per la lingua, sia anche per il fatto che appunto in Guarnerius in particolare, mi dicevate prima, fate un po' il pubblico in scena. Questo lungo periodo, quest'anno così complicato, con i teatri così spesso chiusi, come l'avete affrontata questa distanza anche rispetto al pubblico, che insomma per voi immagino sia importante? Beh, abbiamo avuto un'estate di teatro all'aperto, quindi da questo punto di vista siamo stati fortunati perché abbiamo lavorato all'aperto e quindi un contatto a distanza con il pubblico c'è stato. Ora è chiaro, da quando è partita la stagione, diciamo vera e propria, tutto è chiuso e siamo distanti dal pubblico. È una cosa per noi teatranti molto complicata, perché insomma abbiamo bisogno del pubblico dal vivo. Sì, sono molto belle le cose fatte anche in video, le riprese, eccetera, eccetera, però il contatto con il pubblico è fondamentale, l'emozione che si prova a stare su un palco con il pubblico che ti sta guardando in quel momento è molto diverso che essere bidimensionali, ecco. Beh, comunque noi abbiamo fatto percorso 40 anni di storia quasi di teatro, ne abbiamo passate talmente tante che non penso che questo virus si possa fermare, insomma. Non si fermerà. Sì, comunque noi continuiamo a lavorare come se domani il teatro riaprisse. Non abbiamo perso la fiducia. E ci possiamo adattare a questi sistemi nuovi
per proporre anche momenti teatrali, ma credo che non ci piegheremo a questo, perché non ritengo giusto, ritengo non sia giusto, perché è un'arte così primordiale, antica, così semplice poi, perché fare teatro è una cosa talmente semplice, non banale, che è frutto di essenza. Una persona che racconta una storia, qualcuno che ascolta, una luce che illumina, e hai fatto il teatro. E questa prerogativa non si può, non si deve cancellare. È il fondamento. Poi ci puoi mettere tutto il resto, ma è tutto il resto. E anzi, cioè, penso che anche immaginare appunto di continuare a lavorare su un progetto come quello di Guarnerius dia una bella prospettiva, anche un'impellenza di voler tornare a teatro per poter raccontare questa storia di cui vi vedo molto appassionati, ecco. Siamo appassionati perché abbiamo avuto anche l'opportunità di avere una risorsa umana come quella di Angelo, che ci ha insegnato di Guarnerio, ma non solo, di un periodo storico. Abbiamo appreso, imparato, compreso molte cose che hanno a che fare appunto con un periodo storico che è durato quasi 1000 anni, se non di più, no? E quindi complesso, qualcuno dice buio, invece pieno di fervore, no? Non so se Angelo condivide. Sì, 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 in realtà loro hanno più appreso da Adelmo che da Angelo, nel senso che non mi invitavano frequentemente, perché c'è ormai questo rapporto privilegiato con Adelmo, per cui io comincio anche a essere abbastanza così piccato da questa cosa. Però insomma, loro hanno fatto questa loro scelta, la rispetto. Però è vero, ha ragione Claudio, è un periodo talmente luminoso e bello, quello del Medioevo, che dura 1000 anni, per cui è spropositatamente grande e gioca su topografie e su spazi che sono infiniti, vanno da Cordova, passando per Alessandria d'Egitto, arrivando ai fiordi norvegesi, cioè è un periodo grandissimo. E il Friuli sta nel mezzo e diventa in tutto questo millennio una spugna capace di recepire tutte queste sollecitazioni e di farle sue. Peccato che la scuola se ne dimentichi, lo dico da insegnante, peccato che nei libri di testo non ci sia mai nessun riferimento a questo, meno male che esiste il teatro, questa magia di cui Claudio parlava, e che dimostra ancora una volta che il teatro è davvero cultura e cultura grande, perché può riempire anche le lacune lasciate da tutto il resto. Per questo è davvero esiziale il fatto che in una situazione come questa pochi se ne curino e ci si preoccupi, che ne so, del cenone natalizio o delle luminarie o dello shopping, tralasciando il tessuto forte della comunicazione e della conoscenza, di cui il teatro è una delle espressioni più belle. Comunque simbolicamente puoi vedere questo, mentre vedi Angelo che dietro è pieno di libri, noi abbiamo il vuoto completo. Beh, anche tu, ma Angelo proprio siete pieni di libri, noi siamo nel vuoto più assoluto, quindi stiamo assorbendo il più possibile. L'unica differenza è che Angelo lo interroghiamo in continuazione, cosa che lui normalmente fa con i suoi studenti. Quindi abbiamo questo privilegio. È vero, anche è un privilegio mio. I miei sono finti comunque, li ho presi tutti all'esposizione dei mobili. E i nostri invece sono dietro la finta parete di cartongesso, no? Cioè, diciamo che Angelo è in un prosciuttificio, ma per ha messo dei libri davanti. Apposta per questa intervista, così per fare uno sfondo adatto. Sì, va bene. Prima di salutarci volevo ricordare proprio in 2 battute il fatto che quando appunto i teatri riapriranno, nei teatri del circuito vedremo anche un altro spettacolo del Teatro Incerto, che è Fieste, che era previsto diciamo durante la scorsa stagione, è stato riprogrammato già 2-3 volte, ma insomma non ci abbattiamo e confidiamo di poterlo vedere. Vi chiedo se ce lo presentate anche questo in 2 battute. Chi va? Sì, vai. Vado io. Fieste è la storia di un uomo che compie 60 anni
ed è depresso perché è convinto di alcune cose. Ha perso un ruolo. Ha perso il ruolo, non si sente più uomo. Lui è convinto di questo, è convinto che la moglie lo abbia lasciato, è convinto che la donna per cui sta lavorando adesso lo stia sfruttando. Ed è in questa giornata in cui compie gli anni in un grave momento di crisi. Ma appaiono due figure, due personaggi misteriosi che decidono di fare una festa di compleanno in suo onore. E questa festa di compleanno gli ribalta la vita. E lo rende conscio della sua situazione, gli fa vivere il presente per quello che è, non per quella sua costruzione mentale. Riescono attraverso degli stratagemmi, dei trucchetti, delle cose molto divertenti per il pubblico. Per lui invece saranno momenti drammatici, no? Però il pubblico ride della drammaticità di queste trovate dei due che sembra facciano impazzire il personaggio depresso. Racconta di fondo una storia che è quella dei ruoli nella società, il maschio nella società, che quando perde appunto riferimenti, ruoli, punti di vista e gestione di una situazione, si perde con risultati a volte anche drammatici, con sviluppi purtroppo spesso drammatici. Come sentiamo, no? Nei confronti dell'altro sesso, no? E quindi questo si può percepire, è chiaro, anche questa è una cifra, questo spettacolo è una cifra da commedia, vuole essere una cosa divertente, ma volevamo raccontare proprio questo, ciò che succede a un uomo di fronte alla perdita del lavoro, al fatto di non poter portare a casa del denaro per la propria compagna o famiglia, no? Quando addirittura diventa la moglie o la compagna, esatto, diventano quelli che sostengono la famiglia e lui perde un ruolo. Ma questi due personaggi misteriosi, gli fanno capire che non è quello che conta. Quindi c'è un innalzamento, cioè la figura femminile veramente si innalza in questo caso e nei nostri spettacoli diamo un ruolo sempre molto importante alle donne. Non ci sono mai. Non ci sono mai. Sono sempre presenti. E quest'anno lo facciamo presente con Angelo che si vestirà da donna. Facendo molti più ruoli rispetto a quello che era previsto. No, quindi ricordiamo che appunto Fieste sarà diciamo, presente in circuito ERT al Teatro Bon di Colugna, Lignano Sabbiadoro e ad Artegna. E le date diciamo sono tutte disponibili sul nostro sito, questo lo ricordo al pubblico e a chi ci sta ascoltando. Io a questo punto vi ringrazio di cuore, quindi grazie a Fabiano Fantini, Elvio Scruzzi, Claudio Moretti e Angelo Floramo per questa splendida chiacchierata dedicata a quello che vedremo sul palco prossimamente e facciamo tanti cari auguri di buone feste a voi che siete qui con me e anche al nostro pubblico che ci sta seguendo naturalmente. Vogliamo in modo semplice augurare serenità perché ne abbiamo bisogno. Grazie di questa occasione. Ciao. Ciao, grazie. Grazie a tutti. Ciao. Io ricordo soltanto che il Teatro a Casa Tua riprende dopo l'Epifania con nuove interviste con i protagonisti e le protagoniste della scena teatrale. Nel frattempo potete rivedere e riascoltare le interviste e le puntate andate in onda finora sulla pagina Facebook dell'ERT Friuli Venezia Giulia e sul nostro canale YouTube, sempre ERT FVG. Grazie ancora a tutti voi per averci seguiti e buona serata.